dunque tempi e classifiche ufficiali. Proseguiamo, 200 d'orso ragazzi maschi 0203. E dunque nuoteranno per questa finale in corsia numero 1 Manuel Zerial, Triestina Nuoto. Alla 2 Filippo Furlan, Gymnasium Pordenone. In corsia numero 3 in questa gara medaglia d'argento ai criteri di Riccione di quest'anno, Dylan Buonaguro. In corsia numero 4 i colori dell'Hydros lo ritroviamo, il bronzo nei 200 misti, è già medagliato anche nel dorso e categoria, Filippo Biasin. In corsia 5 per il notto di nuoto, Nicola Lorenzetto. Corsia 6 Marco Pizzol, notto di nuoto. Corsia 7 Alberto Camilotto, Hydros. Lane 8 representing Serbia, George Dragoljovic. Filippo Biasin lo ritroviamo dopo lo stile libero veloce in questa prova del dorso, suo il miglior crono dopo le batterie 2.9.97. Attenzione però a Dylan Buonaguro in corsia 3 che questa mattina si è un po' nascosto, ha nuotato 2.14, ma Buonaguro ha un season best di Trieste il 19 di novembre, 2.1.57. È proprio Buonaguro infatti che si mette davanti dopo le prime due vasche, 29,39 per lui su Biasin, 29,76, poi Lorenzetto in terzo posto. Sempre Buonaguro, Biasin e Lorenzetto, le prime tre posizioni, 60 e 39, il passaggio per il portacolori del nuoto gemonense, 31 e 00 i suoi secondi 50, Biasin 31 27, Lorenzetto 31 e 92. Vediamo se siamo attorno ai 31 secondi anche per coprire questo terzo tratto di 50 metri. Buonaguro scende, 30 e 74 per lui, Biasin 31,69, alza probabilmente bandiera bianca e andrà ad accontentarsi forse della seconda posizione. Poi stabile al terzo posto c'è sempre Lorenzetto che ha ipotecato ormai la zona podio. E dunque posizioni ormai ben definite, quantomeno le prime tre. Vediamo però il crono di Buonaguro, 2.1.57, ha nuotato nel mese di novembre, 2.02 e 13 qui a gennaio per aggiudicarsi questa finale. Filippo Biasin 2.4.39, Nicola Lorenzetto 2.7 e 56. E sono già confermati questi risultati. Si prosegue.